Buongiorno! Buongiorno mondo! Dove siamo? Siamo a Venezia, ed è uno spettacolo. Innanzitutto abbiamo dormito e stiamo in un appartamento che è una favola. Bellissimo. E siamo vicino a Piazza San Marco, cioè meglio di così. Buongiorno ragazzi, benvenuti a Venezia. Guardate che vista che abbiamo qua fuori. A me non è uno spettacolo. Mamma che bellezza! Allora c'è già un discreto movimento. Io stamani sono partito alle 4:30 della mattina e non c'era nessuno e vi faccio vedere quello che ho fatto. Buongiorno, sono le 4:30, caffettino della mattina, fuori non c'è nessuno e vado a fare qualche foto notturna. Adesso vado in piazza San Marco che tra un'ora è l'alba. Che bella Venezia di notte. C'è un'arietta stupenda, non è per niente fredda. Il ponte dei sospiri. È passata una runner grande. Che peccato tutte queste impalcature. Guardate che meraviglia l'alba vista qua. Fotina con le gondole. Beh, no parole, no parole stamani. Adesso faccio qualche scatto qua, alba, gondole e poi mi muovo. Ok raga, intanto si è popolato di fotografi, sono arrivati ovunque e è bello, tutti piazzati. Hanno spento le luci e quindi ora è tutto un pochino meno bello perché hanno spento i lampioni, però tra un po' arriva sul sole e vi facciamo questa alba stupenda. Brioche calde. Ma che bello, feliciotta! Ecco, dove la tua zona. devo stare io. Ruga ciuffa, è bellissimo. Ragazzi, la prima tappa di stamani è la libreria Acqua Alta, che è particolarissima. È famosissima. Questa è la famosa piazza che non mi ricordo mai il nome. È così famosa che non ti ricordi mai il nome. Dai, che non so. Guarda che bellezza, tutti i punti in fila. Una gondolata di libri. Ti piace? Beh, direi che è bellissima. Poi posso dire una cosa? Che culo stamani! Che non c'è nessuno, è tutta nostra. Qua di solito ci sono delle file chilometriche per entrare. E devi fare anche veloce per fare le foto. Rachele, cosa ti vedi? Merita qualche foto, direi. Che dici? Sì, attenta a non cadere perché guarda che ti rompi. Ciao Misho. Beh, e questa è una tappa che merita veramente. Simpatica. Adesso ci guardiamo qualche libro e poi proseguiamo la marcia. Che dici, Andy? Sì, ok. Scusa, ora mi infilerei su quel vicolo là. Ok, lo sapevo come lo dicevi. Non Guarda so che perché, bellino che ma è. quelli più piccoli, più Ma strani. perché è tanto bellino, guarda. Tutto storto qua, il campanile, la parete.
siamo letteralmente persi. Stiamo un po' destreggiando tra i vicoli e tra l'altro abbiamo trovato un bellissimo localino, eccolo qua davanti, dove abbiamo cenato ieri sera. Guardate che chicca. Questo per dire che abbiamo ritrovato la strada per tornare a casa. Il nostro appartamento è proprio là. Sì, Alla fine di questo intreccio di ponti. è uno spettacolo. È uno spettacolo. Ora del pranzo e ci siamo trattati molto bene. Dal cicchettaro, dal bachero. Abbiamo preso i cicchettini. Svegliamo? Qua. Dio, che meraviglia. Tell me all your secrets. Che stai studiando? Niente, stavo studiando un po' di itinerari e mi stavo guardando i piccioni. I piccioni qua sono tremendi. Sappiate che se venite qui ti arrivano sul muso. Ti volano a altezza Se viso. stai mangiando ti portano via il cibo. È casa loro. No, comunque ho i piedi già rotti io, Non so te, scusa, ma... Sì, ma continua il nostro tour, non ci si ferma. Ho voglia di vederla tutta Venezia. C'è gente, Guarda che traffico di gondola. Una piazza in cui è impossibile non passare è Piazza San Marco, che è una meraviglia. Beh, come potete immaginare, qui è pieno di fotografi e addirittura ci sono delle scuole e anche delle modelle. Wow. Abbiamo rubato un momento fashion. Ci siamo un po' intrufolati in un set. Andrea è un po' ladro. Un po' ladro. C'erano 3 ragazze bellissime. Madonna, una più bella di quell'altra. Adesso si parte e la cosa che più mi piace è che non si sa dove si arriva. Guarda. You probably just forgot me, yeah, you're moving on. But I can't let go. 'Cause I'm still sleeping with the moments, lying with your ghost. Now I'm dancing around my living room like Che it's panorama incredibile. Bellissimo davanti a queste gondole. A proposito di gondole, Adesso andiamo ad Orso Duro dove restaurano le gondole. Ma sul Maule! Ma far fiori così è la meglio roba! arrivati al ponte dell'Accademia. E attraversiamo Canal Grande. Esatto. Allora, noi abbiamo deciso, come avete visto, di farcela tutta a piedi. Quindi adesso siamo su questo ponte che attraversa Canal Grande, ponte dell'Accademia. Quindi non prendiamo mai vaporetti. Ed è un consiglio che vi do Sì. se venite a Venezia, perché così capite un po' meglio com'è organizzata. Ci perdiamo per le calli e troviamo degli angoli bellissimi. In effetti ci sono tanti tipi di vacanza che puoi fare a Venezia. Magari uno la prima volta va a vedere i monumenti, quindi tutti i musei, le chiese, che ce ne sono un'infinità. Un altro tipo di vacanza è proprio questa, quella di perdersi nelle calli, girare, scoprire posti nuovi. perché è grande, non finisce mai, è un labirinto, un dedalo, e è bellissimo altrettanto. E poi dopo ci sono le isole, Murano, Burano, per cui c'è da dedicare del tempo anche andare a vedere quelle cose là. Ti dà tanti modi di viverla, no? Il segreto per navigare bene. Svolta a Così non è sinistra valido e giochi prendi facili. Fondamenta Friuli. Svolta a destra e prendi Ponte San Trovaso. Questo è il cicchettaro più famoso di Venezia. Guarda che roba. Spettacolo. Abbiamo trovato lo squero di San Trovaso, adesso facciamo due immagini veloci per non disturbare perché stanno lavorando. È uno spettacolo vederli all'opera. Se no dopo 20 anni si dice si cambia l'anima, cambi i fondi, cambi i piani, c'è alcune che sono rovinate, la metti un po' a posto e in tutto se sei bravo ci tieni 40-50 anni. Però 40-50 anni riescono a stare... se gli stiamo dietro. Beh, che emozione, che viaggio, abbiamo fatto un viaggio perché non è da tutti entrare qui dentro allo squero, quindi siamo stati proprio fortunati. Sì, non vogliono che... Giustamente non vogliono che vadano troppi che turisti. ci siano turisti a disturbarli mentre loro stanno lavorando.
Gran bel lavoro. Sì. Adesso proviamo un altro squero. Squero Tramontin. Allora, questa attività è del 1884, però noi siamo qua da 3 mesi. Appena... siete freschi? Sì. Portavano ragazzi che avevano voglia di imparare questo mestiere con passione, perché è un lavoro che dà tante soddisfazioni, è tanto bello, ma ci sono anche tanti lati noiosi, c'è il freddo, il legno pesa, la pittura puzza e bisogna sporcarsi le mani, insomma. Ecco. Però quando le vedi uscire perfette penso sia una soddisfazione immensa. Sì, ti ripaga di tutto, certo. Poi vedere che questa attività va avanti presa da giovani che hanno voglia di fare, Bellissimo, mi è piaciuto proprio. Sì. Si passa dai posti più popolati a zone come questa completamente deserte che sembrano il Far West. È vero. Hai visto? E squasse in Veneto sono le spazzature. E la Susa mi fa, porta fuori le La squasse. prima volta gli ho detto, papà, porta fuori le squasse. E io pensavo che era Toscanaccio. tipo un animale, no? Che è la squassa? Un'iguana, cosa hanno un'iguana in casa qua? Però senti che termine, beh, squasse. Sì, sembra una cosa esotica. Una lucertola. Hai visto? Hai visto? Gli amici hanno messo l'asticella, adesso non entra più nessuno. Non vanno appena più in tempo. a rompere le balle. Li abbiamo già rotte Siamo troppo. bastati noi a rompere. Momento topico, adesso entriamo da schiavi a mangiarci un cicchetto. Una delle più famose cicchetterie di Venezia. Ce n'erano così tanti che erano da prendere tutti. Non sapevo quali c'erano. 1,50 € l'uno. Con 15 € abbiamo preso anche una lemon soda e una birra piccola. E quindi un bel pranzetto, no? Questo. Ma questi sono i pranzi più Poi belli. abbiamo adesso trovato mi un sto abituando posto. ai cicchettini. Questa piazza al sole qua. Siamo vicini allo square. Pera e gorgonzola. Guarda che bello. Erba. Adesso mi mangio anche il piccione. Sei furbetto te. Questo è al polpo e sembra un quadro di Van Gogh. Guarda che bello con questi colori. Adesso Susa andiamo a Ponte Chiodo. E andiamo a Ponte Chiodo. E intanto siamo tornati di nuovo a Rialto. Tutte le strade portano a Rialto. Continuiamo a tornare Sbocchiamo qui. sempre qua. Infatti. Meraviglia Rialto. I love to watch the way you make me into a mess. I miss you missing me like you used to, yeah, like you used to. I miss you kissing me like you used to, like only you do. È bellissima. Sembra una torta anche Sì, questa. è vero. Quanto ti faccio camminare oggi, Susa? 6 km e 10. Beh, non siamo neanche a metà giornata. Un pancake. Hai voglia di dolce? Andiamo su di qua. I miss you missing me like you used to, yeah, like you used to. You know the good things are never as good as the bad. Ok, giusto per Ponte Chiodo dicono che è l'unico ponte senza protezioni, perché è privato, porta in casa di qualcuno, per cui non hai muretti da parte, capito? E allora puoi cadere. E è facile cadere, tanti cascano anche con le protezioni, figuriamoci senza. Poi dopo uno spritz ne parliamo. Vedi, te sei sempre pensato, bevo. Brutto, cattivo, rospo. Bastardo. Aiale. Me l'ha dette di cotte e di crude. E io metto i bip, Metto i bip su perché me le dice di tutti i colori la Susa oggi. Comunque sono 25 gradi, fa un caldo finalmente e ho preso una specie di piumino però sotto la maglietta, per cui ma bello, proprio si suda. Sta bene. Io sto benissimo. Dai, poverino. Sei villano. Guarda un gabbiano, guarda dove si è messo. Ma che bello. Ma sono villano perché abito in villa? Te lo scordi. Te lo scordi. Cioè, me lo posso anche ricordare, che c'entra che te lo scordi? Te lo scordi che stai in villa. Come si chiama quello che abita in villa? Villico? Villino? Villeggiante? Secondo me dobbiamo andare dentro di qua adesso. Non c'è niente. Secondo me dobbiamo andare dentro di qua. No, tu non adesso. vuoi portarmi dall'ascia. Infatti. Ma dai, Ma lascia. Ma lascia perde. Dai, parti. Vuoi andare all'Ash? Sì. No, vuole andare a comprare le saponette, io non lo so. C'ho una ragazza che è pulitissima.
Ti chiami Linda? Di secondo nome? No. Vuole andare all'Ascia. Quanto vuoi fare il simpaticone? Non voglio fare il simpatico, Io sono sono simpatico. Cos'è? È un assaggio di un frullato fra con la uova frutti di bosco. Ma non è alcolico? No, è solo Cos'è che c'è dentro? Non lo bevo io? fra con la uova frutti di bosco. Devi assaggiarlo perché è buonissimo. E cammina, siamo arrivati davanti alla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Ma quanto è grande? È bellissima, poi c'è una statua equestre che è secondo Bartolomeo Colleoni. Susa, ora ti porto a vedere Palazzo Tetta, Ponte dei Conzafelsi. Il palazzo è quello che ha praticamente 3 lati sull'acqua e che dovrebbe essere questo. Non è facilissimo. Ponte dei Conzafelsi. Ragazzi, finché la Susanna si fa una doccia ne approfitto per farvi vedere l'appartamento. Facciamo un uppa tour perché ne vale proprio la pena. Questa è la sala, il pezzo forte. Guardate che bella. E noi ci siamo piazzati qua anche per fare un po' di lavoretti per editare, è proprio accogliente con la TV. Poi qua c'è l'angolo cucina, molto comodo e ampio. Una cosa che mi piace tantissimo sono le finestre, ce ne sono soltanto 3 su questo lato, quindi è tanto luminoso e bello. Qua in fondo abbiamo un bagno con una bella doccia ampia e anche il bagno è finestrato, grande, eh? Siamo in un palazzo storico, vedete anche il soffitto che bello che è. Qua abbiamo la camera, una camera. Noi ci siamo sistemati qua con borse e tutto. Qua c'è un altro bagno un po' più grande di quello di là, dove adesso c'è la Susa che si fa la doccia, e qua in fondo c'è un'altra camera, per cui è bello comodo per 4 persone. Mi piace perché è molto curato, è proprio, ha dei dettagli belli, ci tengono, è tenuto proprio bene. È molto ampio, ma la cosa pazzesca è la posizione, perché siamo su un canale. Vedete qua che bello il cartello dei vicoli dipinto a mano, tipico, ce l'abbiamo proprio di fronte. Parrocchia di San Zaccaria. E qua invece è il pezzo forte, perché adesso abbasso un po' la luce, perché siamo sul canale. Cioè, mira che vista! Mira che vista! Beh, che dite? Bellissimo! Siamo stati da Dio in questi giorni. Susa, ho fatto un uppa tour. Hai fatto vedere l'appartamentino? Fantastico, mancava il bagno da verite. Stavo facendo la doccia. Eccolo qua, l'altro bagnetto che è un po' più grande, con doccia. Che bello, È una Sei stata meraviglia. bene? Stavo da Dio, non volevo più venire fuori. Poi pensi, cavolo, adesso vado a farmi un'altra passeggiata a Piazza San Marco. Stiamo facendo delle lunghe esposizioni. A quanto scatti? Adesso sono a 10 secondi. Abbiamo messo il filtro ND Davanti. e facciamo Viso delle sono lunghe attenta, esposizioni per destra, fare il 20. mare tutto bello vellutato. Che bello. Bello, Ciao a tutti da Venezia. Ciao ragazzi, da questo bel ponticello vi salutiamo. È stato bellissimo, grazie di averci seguito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e fate qualche commento per farci sentire che ci siete. Da Venezia è tutto. Ciao! Ciao!
Thank